Qua, bentornati in diretta 049 63 11 11. Allora Roberto Girmo, c'è questo importante appuntamento il 19 di settembre a Verona per parlare al di là del sì, del no, dell'astensione, al di là di tutto, di che cosa significa referendum per l'autonomia. Sì. Allora, 19 ne parleranno settembre politici. è un incontro assolutamente bipartisan, ci sarà la posizione esposta da parte sia del sì che del no che dell'astensione, ci sarà una visione anche economica e storica legata al Veneto. È ad oggi il convegno che mi sembra più importante sotto l'aspetto dei numeri. Ci saranno presenti il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti, ci sarà presente anche Jacopo Berti per i 5 Stelle, ma i nomi sono tantissimi, ne cito soltanto alcuni. Sono invitati anche Bisato e De Franceschi, ovviamente. Assolutamente sì, assolutamente sì. Hanno già dato la loro conferma la deputata Simonetta Rubinato, la senatrice Puppato, ci saranno poi come storici il professor David Leven, che caso strano è un professore universitario di Nottingham che insegna storia veneta in Inghilterra. Questo fa un po' specie se consideriamo che all'Università di Venezia il corso di storia veneta è stato eliminato. Comunque lasciamo perdere, si parlerà moltissimo anche del disastro delle banche venete, ci saranno le associazioni. Perché è importante ricordare che ci sarà una raccolta fondi per chi è stato vittima del crack bancario. Sì, ci sono due delle associazioni più performanti in questo momento, che sono Ezzelino da Onara e l'associazione Don Torta. Diciamo che sarà un convegno strutturato in 4 fasi. Ci saranno i primi 2 interventi, sono 2 sipari con anche interventi dal pubblico, prettamente politici, per capire le visioni e le intenzioni politiche dei vari movimenti. Un incontro che sarà invece politico-economico, per capire per l'appunto le domande che stavi ponendo tu prima, e un altro che sicuramente, riferendomi a... Allora De Franceschi, se non ha ottenuto risposte questa mattina... troverà in questo convegno. Temo di no. Poi, riferendomi all'intervento del signor Dorella di Treviso, ci sarà un aspetto sicuramente anche culturale, identitario e storico, perché come dicevo c'è chiamiamolo un siparietto, dove si cercherà di capire anche le origini e le motivazioni di questa richiesta di autonomia. Siparione a questo punto, proprio a livello storico. Ci sono personaggi di grande... Vediamo la locandina, la regia, se l'ha inquadrata. Allora, 19 settembre 18:30? 18:30, andrà avanti... Me lo poteva dire prima. Abbastanzina. Dico, andrà avanti abbastanzina e a Verona alla sala Leon d'Oro. Alla sala convegni dell'hotel Leon d'Oro. Poi mi hai detto di non dirlo, lo dico lo stesso. Vabbè. Conduttrice della serata saranno Giuliana Lucca e Paolo De Grandis di Delta Radio. Va bene. Allora.